provare a imprimere un'energia importante. La formazione di Sacripanti va a innestare la marcia da un angolo non semplice. Stan Okoye. Il programma della 25esima giornata della Serie A Unipolsai da Reed, poi si va ancora dalle mani di Barnell che si gira, tiro in allontanamento straordinario di Jason Barnell, 2 punti al referto. Un po' sfortunato Perkins, più 4 per la Givova con Stone, spazio siderale per Okoye che può salire a canestro e quindi sicuramente iniziativa da sottolineare per la Givova, che intanto difende su questo primo possesso del secondo quarto. Va a bersaglio subito Marquis Reed, questa parabola col sottomano, solo tabella per lui. Stone fa correre proprio Rossato che prova a finalizzare, arriva poi Thompson che riesce anche lui ad assorbire il contatto. Poi Baillet va fuori ancora dal numero 7, Rossato a sporcargli la manovra, ma Harrison è semplicemente più bravo di tutti. Preferisce ritrovare le giuste spaziature Bruno Mascolo, blocco di Baillet a creare spazio, poi si va fuori per il tentativo dalla lunga distanza a bersaglio. Uno dei protagonisti, Thompson, prova ancora a giganteggiare, osculato dal duo Baillet. Mezzanotte, Mascolo, strada deserta per il 14 che ringrazia, torna fuori dall'arco, si riaffida di nuovo al 0-0, l'accoppiamento con Mascolo, ottima difesa del 14, ma Stone gli va a stampare una tripla in faccia. Serata del numero 40 che viene rispedito al mittente ancora dal ferro. Stone, circolazione perimetrale De Laurentiis, tripla bersaglio di Riccardo Rossato, mentre per la Givova Scafati sono 3 giocatori in doppia cifra, ovvero Hanna, Pinkins e Thompson, ed ora va a fatturare Rossato di rimettere la partita sui binari della parità. Ci riprova dall'altra parte, ma il risultato è il medesimo, quindi coach Vitucci ancora possibilità di averlo a disposizione. Perkins intanto dall'altra parte, traccia orizzontale per Okoye, poi Logan, sterza e controsterza su Barnell, fa tutto da solo Logan, di mano mancina. Eccola la nuova parità, fronte destro per Okoye, vediamo se sfida Mascolo, torna fuori da Logan, prova a far perdere le tracce, scaglia la tripla, difficilissima, e allora se è difficile ci prende gusto David Logan. Cosa è in grado di fare il 40, Harrison prende, spara da 3 importante, poi l'energia di Perkins per il -1 che chiude il programma della 25esima giornata. La palla per Barnell che si gira, arriva Stone, terminano qui i giochi al termine di una partita incredibile.